Bene, allora prima di iniziare a entrare veramente nel vivo di questo evento, vorrei comunicare che, leggo per non dimenticare nulla di tutto ciò. L'evento è trasmesso in diretta streaming su canali di Tuman TV, www.radiotuman.tv, ed è il media partner di questa televisione. La produzione dei contenuti è realizzata da Videogramma di Monte Carlo. La trasmissione in streaming è a cura di PS Produzioni di Pietro Scioni e Montepilli Multimedia. Social Content Production, all1-business.com, Art Club Videogram Monte Carlo, Monaco. Il format TV che ospita l'evento è Liguria's Grand Tour, presenta Cristina Montepilli. Non importa. Per chi? Perché devo ancora dire due cose, quindi poiché chi vorrà poi collegarsi per vedere il reportage di questo evento con l'aggiunta di altri contenuti, perché questa televisione ha una troupe in esterna che sta facendo veramente cose carinissime, ma non ve le voglio niente dire. Questo reportage con questi nuovi contenuti sarà trasmesso lunedì 12 alle ore 18, sempre su www.radiotuman.tv. Questo nuovo reportage, questo servizio è a cura di Maurizio Bartolini. Benissimo, applauso, grazie. Allora, quindi, benvenuti all'evento vero e proprio. Quindi, buongiorno, e voglio solo rubarmi un secondo per ringraziare veramente tutte le persone presenti che hanno anche sfidato il tempo veramente non propizio. Ringrazio anche il meraviglioso salone di Palazzo Logherizio che ci ospita e dove trasuda arte, musica e cultura in ogni parete, in ogni angolo. Ringrazio anche tutte le autorità che sono presenti in sala. Non voglio dilungarmi oltre, visto l'attesa che abbiamo già dovuto avere, e vorrei presentarvi alcune persone che faranno dei saluti particolari. Inizierei con l'onorevole Ilaria Caro. Eccoli qua, si sente? Sì. Io vi ringrazio tantissimo per l'invito, per l'entusiasmo che siete sempre. Grazie ad esse, grazie a tutto quello che avete organizzato. Non voglio dilungarmi tanto perché poi ci sarà la presentazione del libro e tutto quello che è scritto. Credo che sia l'ennesimo momento in cui capiamo come con la cultura è sotto varie forme. Ieri siamo stati a un bellissimo evento organizzato dalla Regione Liguria al Teatro Aris, dove tramite il quadro di un'attrice che tanto ha detto e ha vissuto il tema della violenza sulle donne, si è voluto dare un messaggio laddove ci sono i riflettori, laddove ci sono i riflettori per dire ancora una volta no, la violenza sulle donne tramite una forma di cultura che ce l'ha vittoria. Oggi siamo qua, parliamo di un'altra forma, che è quella di scrivere, che racconta storie le racchiude in un libro, e non è soltanto questo perché conoscete bene il suo peccato, questo è raccontato. Io diciamo che ho a che fare con lei da un po' di anni, quindi ne abbiamo fatte tante, eventi sulle scalinate, eventi nei teatri, luoghi istituzionali, eventi delle donne. Ovviamente qui si parla di cultura scritta, di cultura cantata, una bellissima canzone di Alessia che ha sensibilizzato su questo tema. È importante, sempre più importante che c'è unità, è significativa per riaffermare e affermare, forse non riaffermare, ma affermare la cultura del rispetto. Quindi questo è un modo di declinare un'associazione che è la vostra, che non dobbiamo dimenticarcelo, perché diceva bene Alessia prima, nasce nella nostra terra, nasce in Liguria, è nazionale, è italiana ed è nata
valorizzare non fermarci in questo tentativo, in questo obiettivo di tra vari step, questa è la sfilata che si diciamo dà tanta curiosità anche per una sfilata eccetera, ma affermare questa cultura del rispetto che non è scontata purtroppo, lo abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo, e io mi permetto di dire che mi sto occupando tanto più di cultura chiaramente, ma anche nel senso che quando si è in Parlamento ci siamo occupati tutti i temi ovviamente, però in maniera specifica sono la vicepresidente della Commissione Attività Produttive, parlo di una cosa di ruolo istituzionale, ovviamente non fa niente di diverso dagli altri, però da quel punto di vista continuiamo a riflettere sul dato. È importante affermare la cultura del rispetto, è importante sconfiggere, affrontare questa tematica in maniera pervasiva nella società, quindi arrivare alle famiglie, nelle scuole, in ogni momento, in ogni luogo dove si può dialogare e affermare tutto questo. È importante però che non dimentichiamo una cosa, ci sono anche imprenditrici e imprenditrici legate a questa tematica, che c'è un tema di gap economico, di dati che ci arrivano, il 65% delle donne che si recano ai centri di violenza in Italia, ai centri alti di violenza in Italia, non hanno una pensione, non hanno una pensione. Il 30% delle donne non ha un conto corrente. Allora, cultura del rispetto, a fianco però la necessità di portare sempre più cultura del sensorato, cultura economica, indipendenza economica alle donne che altrimenti rischiano di non riuscire a uscire da certi percorsi. Necessità di sensibilizzare gli imprenditori, di poter inserire e dare un futuro, uno sviluppo e una prospettiva a quelle donne che purtroppo diciamo, hanno percorsi più difficili. Tutto questo non dobbiamo dimenticarlo, perché altrimenti se ci fermiamo soltanto al rosso, all'evento o al piccolo evento, perdiamo di vista quello che è più grande. Dobbiamo tenerlo presente tutti, dobbiamo farlo noi che abbiamo diciamo, un po' più. Grazie davvero, grazie per l'attenzione, grazie per l'entusiasmo, come sapete ci siamo per quanto è possibile. Grazie. Che Chiara è stata la prima che ha creduto nel mio progetto, quando ancora non c'era nulla, siamo venute qua a Sanremo insieme anni fa e mi ha sempre sostenuta. Questa è una delle cose che vorrei dire a tutte le donne presenti, sosteneteli le une con le altre, perché questo è molto importante, il gioco di squadra. Grazie. Ilaria Cavo, allora onorevole, noi ci siamo già viste in occasioni di corsa con le donne, con iniziative per la cultura, iniziative per la di corsa proprio in senso fisico, la staffetta della rinascita, appunto l'ultimo evento in cui ci siamo incrociate. Questo evento di oggi quindi un evento importante per insomma, diffondere quella che è la cultura del rispetto. Ma sì, è quello che ho detto nel mio intervento. Ringrazio ovviamente per essere stata invitata e ringrazio l'associazione 100 Donne Vestite di Rosso, Alessia Cotta Armusina e tutte le donne che la sostengono per esserci sempre, dare sempre un segnale culturale laddove ci sono i grandi eventi, perché è importante. Uno può pensare Sanremo è il festival, si parla dei cantanti, si parla di tutto il resto, cosa si fa un evento collaterale che tanto non nota nessuno? Non è vero, è proprio laddove ci sono i grandi eventi che bisogna continuare a insistere, a insinuare, a gettare questo seme della cultura del rispetto in tanti modi. Noi siamo stati, ad esempio, con un'iniziativa di Regione Liguria che ovviamente anche mi ha coinvolto e che ho sostenuto e che è stata quella di trovarci davanti al quadro di Giuditta che uccide Loferna, di una grande pittrice di 4 secoli fa, ed è un quadro che dice no alla violenza di genere, lo fa tramite un'altra forma d'arte che è quella pittorica. In questo evento siamo qui a raccontare invece un libro di storie che dicono no alla violenza e che raccontano il valore della donna e quindi la cultura del rispetto, a vedere una sfilata di ragazze generosissime che in un'altra forma d'arte si sono messe in gioco, e ogni momento è importante perché bisogna fermarla questa cultura, perché noi non riusciamo a sconfiggere questo tema, questo problema della violenza di genere con una soluzione soltanto.
Ci sono certo, c'è il codice rosso che è stato rafforzato, c'è l'effetto deterrenti delle leggi, ma non si risolve soltanto legiferando e facendo delle leggi diciamo restrittive. Anche questo, ma poi bisogna fare questa rivoluzione culturale, permeare la società, andare dai ragazzi, andare nelle scuole, nelle famiglie, per fare in modo che si cresca con la cultura del rispetto e quindi non si arrivi all'estremo di tanti casi a cui stiamo assistendo. Io mi sono permessa di dire, quindi benvenga ogni momento. Dovremmo essere pieni di questi momenti in Italia, perché vuol dire che questo seme viene sempre più seminato e probabilmente i frutti li dà, e probabilmente riusciamo a arginare questo tema. Io mi sono permessa di sottolineare come cultura del rispetto voglia dire tante cose, vuol dire anche tenere presenti i dati della violenza economica delle donne, perché abbiamo i grandi casi della cronaca, quelli più noti, e che quest'anno ci hanno sconvolto credo come non mai. Abbiamo i casi della violenza fisica, i casi più eclatanti, ma poi abbiamo tutti i casi di una violenza economica che impedisce alle donne di staccarsi, di diventare autonome, o impedisce alle donne di rientrare in un percorso di recupero una volta fatto un percorso presso i centri antiviolenza. Anche su questo dobbiamo lavorare molto. Pensiamo che il 65% delle donne che si recano ai centri antiviolenza in Italia non ha una pensione, quindi vuol dire che ha avuto una vita lavorativa che non ha garantito un'autonomia vera, e il 30% delle donne in generale non ha un conto corrente. Anche questa cultura dobbiamo fare in modo che di affermare sempre di più una cultura economica, una cultura dell'indipendenza della donna, per evitare che diventi diciamo incapace essa stessa di dire no alla violenza. Dobbiamo esserci come sistema, come rete in cui ogni soggetto della vita sociale è coinvolto, perché ribadisco, non è con una soluzione che lo risolviamo, ma è tutti insieme, quindi con ogni associazione, con ogni momento, anche con un momento come questo. Grazie, Grazie quindi a un voi. cambiamento radicale. Il problema è radicale, quindi anche il cambiamento deve essere radicale. Grazie, noi la inviteremo Grazie. quindi in qualche nostro evento scuola e famiglia, proprio per partire dalle radici e dalle basi. Se sarò libera e potrò, non essendo donna impegnata ma non ubiqua, cercherò di esserci. Grazie mille per col cuore di sicuro. Grazie a voi. Grazie. Grazie ancora alla Capo, siamo veramente onorati di averla avuta con noi, e procediamo con il portavoce del Presidente Regione Liguria, Giovanni Toti. Jessica Nicolini. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui, e ho apprezzato molto l'intervento dell'onorevole Gaia Cavo, che è anche un'amica, perché punta un tema fondamentale che è quello dell'indipendenza economica. In questo libro, che non vedo l'ora di leggere, ci sono delle donne che ispirano. A me ispirò mia nonna, una donna con 7 figli che non ha mai lavorato, nel senso ha lavorato per crescere i suoi figli, e mi diceva sempre: mi raccomando, lavora, devi avere una tua casa, non devi dipendere da nessuno. Io avevo 12 anni, 15 anni, non lo capivo, adesso mi rendo conto della forza, della potenza di una donna che mi ha ispirato così nelle sue tradizioni, ma anche così moderna nel offrire un valore così importante, quello dell'indipendenza economica, pur non avendola vissuta in prima persona, perché purtroppo tantissime donne non potevano neanche scegliere quello che noi dobbiamo lottare, fare in modo che le donne possano scegliere di lavorare e di non lavorare, ma che non debba essere una scelta obbligata dalla società. Una piccola parentesi personale, perché quando mi dicono appunto chi è la donna che ti ha ispirato, io penso sempre a mia nonna Pina, che purtroppo non c'è più. Parentesi, apriamo invece l'argomento di oggi, che è appunto la nostra presenza qui a Sanremo. La vostra presenza, ma anche la nostra presenza, Regione Liguria ha deciso di esserci e di portare il messaggio importante contro la violenza sulle donne, e di farlo con l'arte, con la cultura. La citata Ilaria, abbiamo portato Artemisia, che è un'altra donna che potrebbe essere in questo libro, perché lei con il suo coraggio è stata una delle prime donne a lottare per l'emancipazione femminile, la prima donna che è entrata nell'Accademia di Pittura, certificata pittrice in un mondo che era tutto degli uomini. Forse anche Orlando, che ha lavorato a questo progetto con noi, forse vi può raccontare di più di questa sua vita così appassionante e così coraggiosa, e un esempio per tutti noi da seguire. L'abbiamo portata all'Ariston, un luogo non molto, magari potrebbe sembrare non adatto a questo tipo di esposizioni, e invece lo è stato. Tanti cantanti
tante donne ma anche tanti uomini ci stanno aiutando a portare questo messaggio. Non so se avete visto Fiorella Mannoia, Il Volo, oppure anche delle cantanti più giovani, Emma, in tanti ci stanno aiutando a portare questo messaggio. Questo per dire che ogni occasione è buona, ogni strumento è buono, gli strumenti come un libro, gli strumenti come i social, gli strumenti e i palcoscenici importanti come il Festival di Sanremo, quindi noi li supportiamo e supportiamo tutte le donne e gli uomini che vogliono portare avanti questa battaglia culturale, come diceva Ilaria, è la cultura che dobbiamo cambiare a questo paese, ma grazie a persone come voi, ad associazioni come voi, piano piano ce la stiamo facendo e noi ci siamo. Io ho avuto già 2 assist, nel senso che la nonna, noi tutti, perché noi tutti possiamo essere i modelli dei nostri ragazzi, dei nostri figli, dei nostri bambini. Quindi siamo noi in realtà, con la nostra vita di tutti i giorni, che possiamo dare modelli, al di là delle parole che si dicono, essere modelli. Quindi anch'io, nonna, mamma, sono tutte pioniere, no? Si diceva l'anno scorso, sono proprio loro, le donne che ci hanno allevate. Un altro assist tra le altre cose mi è venuto in mente che è la settimana anche esterna, le discipline esterne. E allora c'è qualcuno che mi fa così, io ho una grandissima amica che poi chiamerò, perché lei ci può parlare delle discipline esterne, di come una donna può arrivare anche a grandi vette, diciamo, nelle discipline esterne, che sono un po' ancora, insomma, in mano ai uomini. E adesso ti lascio perché c'è un'altra figura importante. Bene, siamo con un'altra ospite, quindi Jessica Nicolini, coordinatrice politiche culturali Regione Liguria. Parliamo della nonna, perché ci hai estasiato insomma con questo affetto, questo sentimento e insomma di come hai parlato della nonna come esempio, come figura. Dicevamo l'importanza degli esempi di donne da seguire e dei valori che trasmettono, delle donne da cui essere ispirati, le pioniere della vita delle persone. Nel mio caso appunto è mia nonna Pina, mamma di 7 figli, che però mi ha sempre spinto all'indipendenza economica, all'indipendenza mentale, di non dipendere da nessuno se non da me stessa. Mi ha anche detto che nella vita è importante avere le radici ma anche le ali per volare, quindi sono degli esempi importanti e dei messaggi, dei valori importanti che rimangono dentro e che come mamma di un maschio, di un bambino di 9 anni, provo a trasmettere, perché come si dice in questi casi, non proteggere tua figlia, educa tuo figlio. E infatti parlavamo di un cambiamento radicale prima con Ilaria Cavo, appunto cambiamento radicale, la cultura del rispetto. Noi oggi siamo con Alessia Cottarmusino a presentare questo libro 100 donne vestite di rosso, quindi un esempio di libertà anche questo libro. Ringraziamo Alessia per il suo impegno quotidiano in questa battaglia culturale e questo libro nell'esempio, ma sono tante le iniziative che come Regione Liguria sosteniamo della sua associazione 100 donne vestite di rosso. L'esempio è importante, le iniziative sono importanti, tutte le occasioni e tutti gli strumenti sono fondamentali per portare avanti questo messaggio e questa battaglia culturale di libertà delle donne, perché la libertà delle donne è il primo elemento che serve per combattere la violenza sulle donne, appunto. Bene, quindi ringraziamo Jessica Nicolini e quindi ci troviamo poi alla firma del libro. Assolutamente sì, e invito tutti ovviamente a comprarlo, grazie. C'è una figura che in parte è già stata citata. Sto parlando della co-curatrice che ovviamente adesso al Festival di Sanremo a Matino sono tutti co-co. Quindi siamo la co-curatrice testimonia di prestigio e di alto valore culturale e umano scelta da Regione Liguria per questo festival. Sto parlando di Anna Orlando. Sì, Coco mi sembra perfetto, anche perché poi bisognerebbe spendere diversi minuti per
spiegare cosa fai con, ma comunque va benissimo, ci prestiamo volentieri. Io vi ringrazio tantissimo per questa occasione. Mi vergogno un po' tra voi non aver tutto questo frastuono di Sanremo che tutti voi conoscete, cioè musica 24 ore su 24 nelle orecchie, mi sono dimenticato di indossare il proprio corso. Allora appena sono arrivata ho detto, ma io qualcosa di rosso ce l'ho, nel mio grande cuore, delle ovviamente io da tecnico vengo chiamata come esperta di storia dell'arte, di arte. L'arte lo abbiamo fatto bene, con Regione Liguria stiamo facendo dei bellissimi progetti da diversi anni, dove abbiamo capito come l'arte, proprio per la sua forza, lavorando sull'immagine, di fatto essendo, diciamo, per una gran parte fatta di immagini che attraverso i secoli, che non muoiono mai, che scavalcano proprio il tempo, no? Dal passato al presente, con la forza di queste immagini, che poi è un modo di comunicare a cui siamo più che abituati, a volte assolutamente. Ecco che l'immagine del passato ci affascina, perché Artemisia Gentileschi, con questa vita con la testa di Oloferne, questa copia antica che dimostra come le sue invenzioni iconografiche, quindi la sua composizione, questo suo soggetto giudista che uccide Oloferne, diventi un manifesto ai suoi tempi, copiatissimo per la forza comunicativa di quell'immagine 400 anni fa e ancora oggi una forza comunicativa forte. Io ero presente con la collega Beatrice di Regione Liguria, con altri colleghi, a chiedere questi giorni agli artisti che passavano nell'Ariston tra una prova, un'intervista, una diretta, a vedere se volevano prestare il loro volto, la loro voce, perché anche con dei messaggi, perché questa immagine venisse trasmessa nei canali social, nella TV, attraverso i vari media, quindi associare il loro volto popolare a un messaggio forte, che è quello appunto della parità di genere, soprattutto della violenza sulle donne. Hanno aderito, come ha detto Jessica Nicolini, che ringrazio sempre per la fiducia, perché effettivamente stiamo facendo un cammino bellissimo, e dove poi ci si interfacciano persone straordinarie come Alessia Cottarmusino, che veramente è un vulcano di iniziative, dalla musica alla scrittura, tutti i tanti come le donne devono essere, esatto. Quindi abbiamo avuto giovani, dalla giovanissima Rose Millen, molto strepitoso, e che inconsapevolmente si è messa accanto al quadro nella stessa esatta posizione di come Artemisia si pone così in poi da quarti in tutti i quadri in cui lei stessa si rappresenta in veste di martire, di santa, di eroina biblica, no? Perché c'è una forte autoidentificazione della pittrice che ha subito violenza attraverso queste figure femminili dei suoi quadri. Poi però sono arrivati i ragazzi che hanno lasciato messaggi stupendi, dal volo ai giovani, a questi giovani, no? Come si chiama? Devo dire, da questi momenti noi capiamo che possiamo veramente fare cultura in un modo contemporaneo, dove cultura vuol dire non rimanere all'interno della nostra nicchia, che lo dice uno storico dell'arte Secchione, che continua a lavorare tutti i giorni, come ho detto l'altro ieri ai ragazzi di orientamenti, però al di là di questo studiare va bene, però vuol dire anche che sia dei mondi che vanno al di fuori del nostro ambito specialistico. La cultura e l'arte per fare questo, progetti come questi e la vostra possibilità di raccontarli, con il quale ancora vi siamo grati, lo possono fare. Grazie ragazzi. Un'altra delle nostre ospiti, Anna Orlando, storico dell'arte. Abbiamo nella sala grande insomma fatto dei grandi complimenti alla nostra Alessia per questa presentazione del libro 100 donne vestite di rosso. Parliamo però anche di un'altra protagonista, Artemisia. Sì, Artemisia Gentileschi, diciamo, qual è il parallelo, no, che possiamo creare tra Alessia Cottarmusino e Artemisia Gentileschi? 400 anni dopo, una donna che ci mette la faccia.
che si impegna in prima persona, anche mettendosi in relazione con gli altri, perché la propria esperienza, lei si è raccontato delle cose vissute da lei stessa, no? La promessa di matrimonio quando aveva 8 anni, il suo esorcizzare un episodio drammatico attraverso la musica. Ecco, 400 anni prima una donna pittrice, Artemisia Gentileschi, ha di fatto messo in gioco se stessa, tutta se stessa, il proprio volto, in un mondo di uomini, per dire, specificare, sottolineare. In un mondo di uomini, una pittrice che ha voluto affermarsi in un mestiere che era assolutamente estraneo all'universo femminile, cioè solo gli uomini potevano essere pittori, quasi non esisteva la parola pittrice, la chiamavano le pittore, le pittoresse, ma lei è stata la prima che nel 1616 viene iscritta e accettata in un'accademia di pittura. Quello che mi sembra interessante e significativo sottolineare oggi è proprio il fatto che, un po' come Alessia 400 anni fa, abbiamo una donna che mette il proprio volto e anche il proprio corpo all'interno dei propri quadri, e che quei quadri che resistono al passare del tempo, no? Ne abbiamo portato uno nell'atrio del Teatro Ariston qui a Sanremo, resistono al passare del tempo perché ancora oggi quel volto, quel corpo, quel racconto che lei fa attraverso la propria esperienza personale diventa in qualche modo universale, cioè il modo di raccontare scrivendo il libro, come ha fatto Alessia nel libro, raccontando delle storie, scrivendo canzoni, sono linguaggi universali che non temono il passare del tempo, e le opere d'arte di Artemisia non smetteranno mai di incantare questa sua magnifica arte caravaggesca, no? Il gioco ovviamente di pescare dall'immaginario di Caravaggio, ma reinventando immagini e composizioni che sono veramente dei manifesti in cui la donna è protagonista, ribelle, forte. Protagonista con arte e cultura, insomma, al servizio della non violenza e di questo messaggio che vogliamo portare. Grazie Anna Orlando. Grazie a voi. Allora, annuncio che non sarà presente l'assessore alla cultura del Comune di Sanremo, Silvano Ormea, che mi prega di porgere veramente i suoi saluti a questo evento al quale avrebbe voluto partecipare assolutamente, ma ha avuto un problema familiare con la mamma. E quindi passeremo all'assessore alle pari opportunità del Comune di Sanremo, nonché vice sindaco, la nostra Costanza Tirelli. Grazie, buongiorno e benvenuti a tutti. Io partirei semplicemente con un grande grazie a Alessia, perché come già detto è un vulcano che porta qui una ventata di attenzione e di luce. È con onore davvero che in questa sala posso salutare il sindaco e di tutta l'amministrazione. Sarò velocissima perché il programma è molto ampio e molto denso, però non posso che rimarcare e concordare appieno con le parole che ha detto l'onorevole Carlo. Erano esattamente le stesse cose che avrei voluto dire io. Lavoriamo su questo, lavoriamo proprio perché ci sia questo cambiamento. Noi come centro provinciale di Violenza, i nostri centri lavorano moltissimo con i ragazzi della scuola proprio per la cultura del rispetto. Giusto per piccolo dato velocissimo, dall'inizio dell'anno ad oggi ben 15 sono le donne che si sono rivolte ai nostri centri di violenza, quindi abbiamo tanto bisogno della cultura del rispetto. Mi scuso veramente perché qui avrebbe dovuto esserci Silvano Ormea, la mia collega, oggi sono qui con l'altra collega, l'assessore Toni Gutti. Ho altri impegni perché Sanremo purtroppo il sabato del festival è veramente da correre, quindi purtroppo non potrò essere qui con voi, ma devo fuggire perché mi aspettavo nel parcheggio tra l'altro lato della città e il traffico non capisco come mai sta scendendo in questo giorno. Non so come mai. Sul traffico, sì, l'anno prossimo impariamo a mettere le rotellini sotto i piedi.
tutti insieme, ce la facciamo, lavoriamo tutti insieme, lavoriamo in rete, perché solo così otterremo dei grandi risultati. Grazie. Costanza Pireri, assessore alle pari opportunità e vice sindaco del comune di Sanremo, rigorosamente in rosso. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo ascoltato il suo intervento, veramente siamo onorati e la ringraziamo ovviamente di essere qui. Qualche numero, parlavamo di numeri prima delle vittime, delle signore che si sono rivolte alle vostre strutture. Sì, nella nostra provincia abbiamo 3 centri antiviolenza, uno su Imperio, uno su Sanremo e uno su Ventimiglia, e i dati sono raccapriccianti perché dall'inizio dell'anno a oggi ben 15 sono le donne che si sono già rivolte al nostro centro. Per le signore che avessero la necessità di rivolgersi anche non direttamente, ci sono delle vie Sì. anche via internet, via mail, via telefono? Sì, sul sito del Comune di Sanremo, proprio sulla home page, c'è un chatbot. Le donne che hanno bisogno di informazioni, che vogliono raccontare, che vogliono chiedere, possono accedere a questo chatbot. La bellezza di questo è che, purtroppo lo sappiamo, le donne che sono vittime hanno il telefono controllato, il compagno, il marito, prendono il telefono, controllano e guardano chi stavi chiamando, a chi è iscritto. Col chatbot non è identificato niente, quindi possono tranquillamente aderire, chattare e non rimane nulla sul cellulare, quindi potranno avere sicuramente tutte le informazioni. Questo è il sistema, penso, più semplice per una donna per avere il giusto supporto. Grazie Assessore, grazie Vice Sindaco Costanza Pireri per le informazioni veramente utili e importanti che il Comune di Sanremo appunto riserva per le vittime di queste barbarie. Grazie a voi e complimenti per l'evento. Grazie. Io vorrei chiamare, ci sono qua in realtà delle signore veramente importanti anche a livello imprenditoriale, appunto Daphne, Barbara Bossotto, che è una grande firma nel foulard, ha veramente esportato in tutto il mondo questa eccellenza dei nostri foulard, quindi grazie Barbara di essere qua. Ma voglio invitare Tiziana Lazzari, che proprio per le discipline esterne direi che è l'emblema, perché questa donna meravigliosa è una grande chirurgia medica estetica, quindi vorrei lasciare a lei la parola anche su queste discipline. Grazie Alessia, buonasera a tutti, è veramente un grande piacere essere riuscita ad arrivare, prima di tutto 16 km di coda, ma non potevo mancare. Dai flash mob, tutte vestite di rosso, oggi mi scuso, purtroppo non ho nulla di rosso, ma dal 2017 che ci siamo conosciute molto prima, dal 2017 che ti seguo il movimento con grande ammirazione, perché il tuo impegno è davvero incommensurabile. Dai flash mob a un libro che devo dire mi ha emozionato, perché la storia, i racconti di queste donne è fondamentale per lo sviluppo della persona, la maturazione, l'ho trovato veramente eccezionale. Ecco, davvero sono commossa. Io questa sera, visto che si è parlato di impresa e abbiamo qua delle imprenditrici sanremesi che fanno parte dell'associazione, porto anche i saluti dell'Associazione Donne Imprenditrici Dirigenti d'azienda della delegazione Ligure, di cui sono stata presidente, e AITA, ecco, donne che fanno impresa e che cercano di essere anche dei modelli per i giovani che vogliono affrontare il mondo dell'impresa o che vogliono esercitare la professione volontaria imprenditoriale. Cerchiamo di fare formazione e a proposito di STEM, devo dire che è stato fatto, tanta strada è già stata fatta, ma rimane ancora molto cammino da percorrere. Io ho cominciato la mia carriera più di 30 anni fa, non più esattamente quanti, avevo già l'idea di fare il chirurgo da piccola,
maiuscola, e in particolare mi sono appassionata alle tecnologie, passando dall'amore per la matematica e la fisica del liceo a questa mia attività essenzialmente di chirurga ed esperta di tecnologie. Oggi le iscritte alle facoltà di ingegneria, soprattutto per quanto riguarda l'ingegneria biomedica e la medicina, sono decisamente aumentate. Anzi, per certe specialità, se parliamo della facoltà di medicina, i numeri si stanno proprio invertendo. Pensiamo alla chirurgia generale. Quando io ho cominciato a frequentare l'università, avevamo in Puglia soltanto 2 donne chirurgo, assolutamente maltrattate, nel senso che difficilmente riuscivano a entrare in salute propria. Oggi alla specialità di chirurgia generale si iscrivono circa il 70% di donne rispetto al 30% di colleghi uomini. Un dato importante, ancora tanta strada da percorrere. Oggi siamo qua a difendere le donne in tutti i loro aspetti, non si parla solo di violenza, di cultura del rispetto, di cultura a 360 gradi. Quindi grazie Alessia per essere un vulcano, un esempio per tutte noi. Continueremo tutte a seguirti perché siamo sulla strada buona. Sì. Grazie. Tiziana Lazzari, un'altra nostra ospite, qui ancora durante la diretta, Palazzo Roverizio, Sanremo 24, presentazione 100 donne vestite di rosso, Alessia Cotta-Ramusino. Le do subito la parola per parlarci dell'associazione AIDA. Sì, tanto felicissima di essere qua in questa occasione, 100 donne vestite di rosso. AIDA è l'associazione delle donne imprenditrici e dirigenti d'azienda che vuole essere un punto di riferimento per tutte le donne che fanno impresa e per le professioniste che svolgono la loro attività con un taglio di tipo imprenditoriale. La delegazione ligure è una delegazione molto forte. Ecco, premetto che AIDA esiste a livello nazionale e la delegazione ligure è una delle delegazioni più attive. Sono molto orgogliosa di farne parte, di esserne stata presidente e di avere delle socie come Barbara Borsotto di Daphné Sanremo, che è veramente, oltre a essere un membro del nostro consiglio direttivo, una delle socie più attive sul territorio e non solo, anche a livello nazionale. Parliamo anche però del gruppo Casa della Salute che appunto ha aperto recentemente qui a Sanremo. Esatto, io nella vita faccio il medico chirurgo, ho sempre dato un taglio imprenditoriale alla mia attività e attualmente sono consigliere d'amministrazione del gruppo Casa della Salute, una serie di poliambulatori sul territorio ligure e piemontese, e a novembre siamo sbarcati a Sanremo proprio per offrire un servizio al territorio, cercando di integrare quelli che sono i servizi del sistema sanitario nazionale e offrendo al pubblico una sanità privata accessibile ai più. Ecco, cerchiamo di essere appunto molto attivi sul territorio e di fare una sanità il più possibile accessibile. Quindi donne imprenditrici impegnate nel sociale, impegnate nel mondo appunto della salute e del benessere. Grazie ancora e veramente complimenti per tutte le vostre iniziative anche come associazione AIDA. Grazie a voi. Entriamo quindi proprio nel vivo della presentazione di 100 donne vestite di rosso. Oggi pomeriggio è vero che è una presentazione di questo libro, ma è anche vero che è una presentazione del movimento di 100 donne vestite di rosso, che è nato prima del libro, è nato a Genova nel 2017. È un movimento assolutamente non di importazione, ma un vero made in Italy. Quindi veramente una cosa tutta nostra. Questo movimento si fonda quindi sulla nostra cultura ed è ispirato ai valori e ai principi di matrici ovviamente italiane. Quindi grazie Alessia già per aver avuto questa idea. Non posso dire tutto, altrimenti poi svuoto la sala per me un problema. No. Voglio essere invece coerente con quello che vi ho detto all'inizio e quindi sarà una cosa bellissima, non sarà pesante, sarà una chiacchierata tra amici, siamo tutti amici anche perché come ha detto prima questo è
quello che ci unisce, il cuore rosso. Quindi io vi prego di lasciare magari a volte questi cuori anche un pochino inariditi, lasciateli veramente ammorbidire seguendo questo evento, seguendo Alessia, seguendo quello che vi verrà detto. Io spero che non siete entrati, ma io spero che voi usciate in un altro modo, con nel cuore veramente dei messaggi da portare nella quotidianità. Quindi questa chiacchierata tra amici sarà su valori come rispetto, responsabilità, appartenenza, crescita, cambiamento e sostenibilità, insomma con il leitmotiv, poiché è Alessia la protagonista dell'arte dal linguaggio universale che è la musica. Ora vorrei dirvi una cosa sul libro, perché ci deve essere questa presentazione del libro? È un libro veramente speciale. Dunque, io l'ho letto e non voglio fare discorsi così un po' costruiti, no? Un po' così paroloni. No, questo è un libro intanto per tutti, perché è scritto in un modo incredibilmente facile, incredibilmente capibile da chiunque, con parole semplici, poche frasi, sono dei concetti incredibili. Poi, seconda cosa che nel nostro tempo, Alessia ti devo ringraziare. Noi di solito prendiamo e diciamo ok, adesso inizio a leggere, non ho più tempo, chissà se mi ricordo la prima parte. Assolutamente no, ragazzi. Questo libro lo potete prendere, potete anche leggerlo dall'ultima storia, andare indietro, andare così a balzelloni nel libro. Si legge in tutti i modi, poi ovviamente potete leggerlo nel modo tradizionale dall'inizio alla fine. E in più, siccome alcune storie mi hanno anche veramente colpito, alcune le ho rilette, mi sono accorta di un altro, direi vabbè, permettete di termine, un piccolo miracolo di questo libro, perché tu lo rileggi e scopri cose nuove. Lo rileggi magari semplicemente con un'emozione diversa, un momento particolare diverso della tua vita o della quotidianità, insomma le nostre giornate non sono tutto uguali, rileggi queste storie e scopri delle piccole perle che veramente ti fanno cambiare il modo di vedere le cose. E non voglio allungarmi altro, però volevo dire una cosa a te. Io mi sono soffermata sulla 73, cioè questa Xenia guerriera. Perché Xenia guerriera? Perché? Allora, innanzitutto sono emozionata e ringrazio tutti voi di essere qua. Xenia è uno dei miei tanti soprannomi dato di quando ho vissuto in Francia. Sono una donna che si è esposta a tante emozioni, a tanti cambiamenti nella vita. Ogni volta che mi piaceva fare una cosa l'ho fatta, prendendo delle mazzate incredibili, ma queste mazzate erano veramente poi anche delle grandi lezioni di vita. Ci sono state delle cose che sono andate molto bene e delle altre cose che invece mi hanno fatto soffrire terribilmente. Aspettate che c'è una cosa, ecco, vi saluto, ciao Jessica, grazie. Quello che naturalmente molti di voi sanno già è che sono una musicista, nasco così, io sono da bambina, avevo 5 anni, volevo già suonare e cantare. Quindi quando in realtà mi ha detto quando ho creato un movimento di sensibilizzazione, no, non è che proprio l'ho creato, è una di quelle cose che ho detto che figata andare tutte vestite di rosso, almeno in 100, al cimitero monumentale di Staglieno. Cioè, io ho visto questa cosa nella mia testa e l'avevo voluta realizzare e ho iniziato subito a chiedere a tutti quanti come facevo ad arrivare a Staglieno, al cimitero, con 100 donne vestite di rosso. E quando mi metto in testa di fare una cosa non mi smuove più nessuno. E ce l'ho fatta, sono arrivata appunto ad avere 100 donne al Pantheon, non so quanti di voi conoscono il Pantheon, è straordinario. Ed è lì che ho capito la valenza in realtà di avere anche con me la bellezza. Io sono ispirata dalla bellezza, ecco perché oggi ho voluto in realtà la maggior parte delle intervenute sulla cultura proprio. Perché a me emoziona la bellezza, emoziona l'arte e credo che tutti noi siamo emozionati dall'arte.
dall'arte, dalla bellezza, non ci lascia indifferenti questo. Pertanto è fondamentale ricominciare dalle basi, a mio modo di vedere, il rispetto, che chiaramente è fondamentale per tutte le relazioni, declinato proprio in tutto il vivere sociale. E parlo non solo della coppia, parlo anche tra di noi, parlo del vicino di casa, parlo di un'opera d'arte. Dietro quell'opera d'arte non c'è solo un'immagine, ma c'è il lavoro di una persona, la creatività. È fondamentale rispettare e apprezzare il lavoro altrui, qualsiasi esso sia, con grande garbo e con grande rispetto. Questo è quello che mi hanno anche insegnato i miei genitori. Io ho un imprinting, inizio così, l'imprinting mio è stato già nel pancione di mia mamma. Io sono stata concepita a Susa e sono nata a Genova. E allora dico, io l'imprinting era già che in pancia viaggiavo. E quindi ecco il motivo per cui mi sono sempre esposta a viaggi e a relazioni con gli altri, perché incontrare un'altra persona è incontrare un mondo che ti fa crescere incredibilmente. Si impara di più attraverso un racconto di una persona piuttosto che magari andare a fare turista da qualche parte, perché il turista magari lo facciamo confezionato. Ecco perché poi ho lavorato in tante parti, e quindi non solo in Italia, ma io ho lavorato in Francia, ho lavorato in Inghilterra, ho lavorato in Germania, ho lavorato in Marocco, in Tunisia, ho conosciuto veramente anche come lavorano loro. Quindi, ma lavorare in che senso? Facevi la musicista? No. Ecco il mio grande cruccio, ce l'ho il cruccio. Perché? Perché un po' i miei genitori non volevano. Noi non siamo cresciute nell'epoca in cui era praticata fare la velina, oppure fare la cantante. No, era quasi ritenuto un problema. Avere un artista in casa era problematico. E qui... Barbara Borsotto, imprenditrice, ospite anche oggi qui a questa presentazione del libro di Alessia Cotta Ramusino. Parliamo di Atelier di Alta Moda Daphne qui in Sanremo. Sì, fra l'altro con Alessia ci siamo già viste 3 festival passati, perché aveva fatto una sua performance nel nostro museo della moda e del profumo in via Matteotti. Il nostro brand nasce per volontà della mamma, che porta il nome dell'Atelier, Daphne. Lei decide di fare la sarta perché le dava libertà di pensiero e indipendenza economica, per cui io e mia sorella siamo cresciute con questi ideali e oggi portiamo avanti l'Atelier di famiglia. Abbiamo creato una collezione particolare che è scarpette rosse. Fra l'altro, oltre a dare una parte del ricavato ai centri antiviolenza, questi foulard sono orlati dalle case rifugio e dalle case circondariale, per cui un modo di fare moda, di portare avanti l'artigianato ma con dei concetti etici. Quindi chiuderei, veramente intanto ringraziamo, e chiuderei con questo bel foulard, un close up sul foulard che fa parte proprio del vostro brand. Grazie Barbara Borsotto. Grazie a voi. Ho proprio affrontato le tematiche che mi piacevano, cioè ho detto, ma io voglio scoprire gli altri, voglio sapere come si muove la società, il perché, quali sono le dinamiche della società, quali sono i trend, perché una persona si comporta in quel modo, e quindi ho cominciato a studiare, laureandomi appunto in sociologia. Arrivata ad un punto in cui ho fatto veramente una cosa veloce nel dirvi, a portarvi anche al perché di questo libro, è perché esiste un momento della nostra vita, e qualcuno di voi sicuramente l'ha affrontato, come diceva Steve Jobs, esiste questo momento della vita in cui ti giri e tutti questi puntini che pensavi veramente non c'entrassero nulla tra di loro, magicamente si uniscono. E quindi praticamente io mi sono girata indietro e dico tutte le volte che ho domanda, i miei puntini erano rossi, perché io amo il rosso da quando sono bambina. Quindi racconto, per esempio anche nel libro, il cappuccetto rosso, che quando mia madre, visto che io amavo questo rosso, mi vestì da cappuccetto rosso. E di lì poi io continuai ad amare questo colore profondamente. Segno zodiacale, Toro, forse qualcosa che corrisponde. Allora, dicevo dell'imprinting. L'imprinting mi ha portato quindi a crescere in Milan. Aspettate, ricordo di là perché lo lascio il microfono.
crescere in Iran perché mio padre era geologo e ci siamo trasferiti per il suo lavoro in Iran ai tempi dello Shah. Ai tempi dello Shah di Persia era un'altra Iran, non è quella che c'è adesso, tutti me l'hanno detto, me lo ripetono. Ed io ho avuto già lì un'esperienza particolarissima, ovvero sono stata richiesta sposa a 8 anni. Quando ti capitano queste cose, le puoi prendere positivamente o negativamente. Lì per lì la presi negativamente. Pensai di essere abbandonata dai miei genitori. Avevo paura che mi lasciassero, perché sposarsi a 8 anni significa lasciare comunque, no? La casa, andare da qualche altra parte, lasciare le mie sorelle, lasciare la mia camera, le mie sicurezze, perché a 8 anni è una bambina che ha le sue sicurezze, anche solo in una stanza, in un letto. Io cominciai infatti a non dormire più bene, non avevo mai dormito nel letto di mia mamma e cominciai invece ad andare a dormire nel letto di mamma e papà. Ma mamma mi diceva sempre: ma non ti preoccupare, non succede, hanno declinato ovviamente l'offerta con grande dialogo, però io avevo paura di essere lasciata e ho cominciato a dire a tutti che non posso. Io non sono più una donna, io mi sono messa il pantalone, i capelli corti, quindi ho cominciato a non voler neanche più essere riconosciuta come donna. Questo significa, cosa vuol dire da ragazzini avere un trauma del genere? Il mio è stato piccolino, un piccolo trauma, perché in realtà superato insomma, egregiamente, anche perché i miei genitori erano italiani. Intanto che Alessia prende lo strumento, siccome ha toccato queste storie che hanno colpito molto anche a me, vorrei solo dirvi 2 frasi di queste storie. Quella sul matrimonio, sono poche parole, ma lei ha scritto: cantami una linda ranna, piano per difendermi. Detto da una bambina, è un universo, c'è tutto in questa. Cantami una linda nanna, piano per difendermi. Incredibile. E quando poi lei ha detto che ovviamente è stata a lavorare nel mondo di sociologia e tutte queste cose, c'è un'altra frase che io veramente la famiglia questa frase e quindi potrei denunciarmi per plagio volendo: cominciare a leggere e a documentarmi, a confrontare ciò che leggevo con quello che stavo vivendo. Questa frase vale sia da una parte che dall'altra. Dovremmo farne veramente tesoro, quello che noi leggiamo con quello che noi stiamo vivendo, sia nel bene che nel male. Grazie.
Chi sei tu, piccolo uomo, che maltratti una donna come in un videogame di violenza e terrore? E dicevi di amarla, questa fragile donna, marionetta che si piega e barcolla sotto i colpi brutali che le sferri con furia senza